Allora, con Mauro Zini al termine della partita con il Trissino serviva forse la partita perfetta per pensare di uscire con un risultato positivo, forse la partita perfetta non è stata, ma però il Montebello si è fatto apprezzare per grinta, determinazione, ordine e voglia di non mollare mai. Sicuramente abbiamo fatto una buona partita, la differenza è che abbiamo sbagliato qualcosa sotto porta, qualcosa di importante, che non possiamo permetterci di sbagliarlo in queste partite, però sono anche contento perché alla fine abbiamo messo in alcuni momenti anche sotto i campioni d'Italia, siamo arrivati molte volte davanti alla porta da soli anche, quindi diciamo un applauso anche ai nostri atleti che ci hanno messo cuore, grinta e tanta determinazione e voglia di portare a casa 3 punti che per noi erano fondamentali. Sicuramente non sono queste le squadre con le quali dobbiamo portare a casa i punti sulla carta. Visto che noi partiamo sempre con la voglia e la determinazione di portare a casa i 3 punti con tutti, ci stava anche stasera. Bello perché ve la siete giocata comunque a viso aperto, non avete badato a tanti tatticismi, le occasioni sono state tante. Da questa prestazione cosa ripartire per le prossime? Allora sì, siamo giocati a viso aperto, è molto difficile fare tatticismi contro il Trissino, contro il Forte, perché bisogna prendersi le proprie responsabilità e andare avanti. Noi arriviamo da una sequenza di partite dove ci siamo persi dei punti per strada, quindi la cosa che mi aspetto è di non cadere mentalmente, che i miei ragazzi tengano alta la concentrazione e la voglia positiva per dimostrare alla fine chi siamo, perché possiamo far divertire il pubblico e toglierci noi qualche soddisfazione in più. Ringraziamo Mauro Zini, in bocca al lupo all'Hockey Montebello.